Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Riprenderanno alle 15 di oggi in regione le vaccinazioni con il siero AstraZeneca dopo il via libera di ieri dell'EMA. I cittadini che erano prenotati da lunedì pomeriggio a stamattina, per i quali le inoculazioni sono saltate, saranno contattate per nuovi appuntamenti. Il vicepresidente Riccardi spiega che Pfizer e Moderna saranno utilizzate oltre che per gli over 80 anche per le persone vulnerabili e per coloro che le accudiscono. Presto saranno aperte le agende. Lo stesso accadrà con il siero AstraZeneca per i cittadini dai 79 ai 75 anni. Riccardi precisa che il Friuli Venezia Giulia è terza in Italia per popolazione che ha completato il ciclo dei vaccini e quarta relativamente alla sola prima dose. Oggi dalle 15 le cose procederanno regolarmente, quindi tutte le persone che avevano prenotato questo tipo di vaccino potranno presentarsi secondo le indicazioni, l'agenda, il luogo che era stata stabilita. Per quanto riguarda tutte le persone che non si sono vaccinate dal momento del blocco, quindi lunedì pomeriggio, fino a questa mattina, perché anche i prenotati di questa mattina saranno rinviati, le agende saranno riprogrammate, tutte le persone saranno ricontattate. Noi lavoriamo con 2 vaccini. Alcuni vaccini possono essere destinati alla categoria che è stata definita dal Ministero della Salute come la più a rischio, che è quella delle persone che hanno superato gli 80 anni. Quindi noi stiamo procedendo con i Pfizer e con i Moderna sugli over 80. Dietro questa categoria, in termini di priorità, è definita l'area della vulnerabilità. Quindi gli immunodepressi, i trapiantati, gli attesi di trapianto, la disabilità, tutta quest'area molto importante. Noi cominceremo presto ad aprire la gente anche nei confronti di queste categorie di persone che noi riteniamo estremamente importante e cercheremo di seguire anche l'indicazione del nuovo piano che ha qualche giorno che stabilisce di vaccinare anche i caregiver e i familiari. Altra cosa riguarda gli AstraZeneca. Si comincerà a lavorare sulle categorie dell'età. Quindi noi nei prossimi giorni lavoreremo a definire la prima categoria dell'età, aprendo l'agenda, comunicheremo quando, come lo comunicheremo nei prossimi giorni per la vulnerabilità, per la categoria con gli AstraZeneca tra i 79 e i 75 anni. La nostra regione in seconda dose è la terza tra le regioni che stanno vaccinando in prima dose e quarta, quindi noi stiamo lavorando molto e lo stiamo facendo anche grazie a queste campagne massive. Io vedo la felicità delle persone arrivare con i loro familiari che li accompagnano, che hanno superato gli 80 anni. Questo è un lavoro molto importante che le aziende sanitarie sono riuscite a mettere in campo e ci sono moltissimi professionisti impegnati in questo ed è chiaro che siamo partiti abbiamo testato Cividale questa esperienza, l'abbiamo migliorata nel corso di quelle 2 giornate. Poi siamo passati ieri a Tolmezzo, abbiamo aperto a Gorizia, ieri abbiamo aperto Trieste, domenica sarà la volta di Codroipo e sabato prossimo di Latisana. Allerta massima in provincia di Udine per il diffondersi del virus. L'Ordine dei Medici lancia un appello ai cittadini affinché alzino la guardia e si tengano a tutte le restrizioni previste in zona rossa per evitare che il sistema sanitario collassi. L'Ordine dei Medici lancia un appello alla popolazione. Allerta massima, il personale sanitario è allo stremo e sull'ospedale di Udine la pressione è altissima ogni giorno di più. Il presidente dell'Ordine, Gianluigi Tiberio, sollecita i cittadini a mantenere alta la guardia con il massimo rigore, comportarsi correttamente, applicare alla lettera tutte le restrizioni previste dalla zona rossa, rafforzare ulteriormente tutte le misure di sicurezza personale, scongiurare situazioni potenzialmente rischiose, indossare correttamente le mascherine e aumentare le distanze interpersonali, evitare comportamenti a rischio limitando al massimo gli spostamenti inutili. Nell'ultimo incontro con i medici per analizzare la situazione generale, spiega Tiberio, sono emerse preoccupanti criticità non solo negli ospedali ma anche negli ambulatori dei medici di famiglia. Uno degli ultimi dati allarmanti riguarda l'alta percentuale dei positivi rilevati tra i sintomatici. Se prima raggiungeva il 10-15%, ora in alcune zone è salita al 44%. Dalle notizie raccolte al Dipartimento di Prevenzione risulta che attualmente stanno circolando soprattutto varianti e questo ci porta a un aumento della contagiosità.
Tutti dobbiamo comprendere bene cosa stiamo rischiando, conclude Tiberio, poiché il pericolo concreto è che il sistema non regga più e se dovessimo essere travolti, allora sì che non potranno essere garantite le cure per tutti. Un dipendente pubblico di Pordenone, responsabile di un'associazione sportiva dilettantistica, è indagato per truffa e danno dello Stato e peculato in quanto in più occasioni, pur risultando in servizio o assente dal lavoro per malattia, partecipava a manifestazioni e incontri in rappresentanza del sodalizio di cui era presidente, oppure svolgeva attività extraprofessionali. Un'altra persona risulta indagata in concorso anche per il reato di peculato, poiché il funzionario, grazie al suo status gerarchico all'interno del proprio settore di amministrazione pubblica, impartiva disposizioni a un suo dipendente affinché in orario di servizio e utilizzando un mezzo dello stesso ente di appartenenza svolgesse un servizio privato nell'interesse del superiore. Nel corso delle indagini la Guardia di Finanza ha scoperto che il funzionario indagato indebitamente utilizzava sia in contesti privati sia istituzionali il titolo di ingegnere pur avendo ultimato esclusivamente un percorso triennale di laurea e conseguentemente non avendo l'iscrizione all'albo. Con questo titolo ha condotto o proposto attività professionali per soggetti ed enti pubblici, tra i quali la Regione Friuli-Venezia Giulia, l'azienda ospedaliera di Udine e comuni della provincia, per l'usurpazione di titoli, ipotesi di reato depenalizzata nel 1999. A seguito della riforma del sistema, l'uomo è stato già sanzionato amministrativamente dalla Prefettura di Pordenone. La Procura della Repubblica ha invece disposto l'archiviazione di altre analoghe condotte emerse, sempre con false certificazioni di presenza in servizio, per le quali erano però maturati i termini di prescrizione. Sono in corso approfondimenti attraverso la Corte dei Conti per valutare con precisione i danni erariali. Sono in corso le ricerche di un uomo di Pasian di Prato, di cui non si hanno più notizie ormai da 3 giorni. Si tratta di un 50enne uscito da casa con la sua vettura, una Peugeot, di mattina presto e che non ha fatto più rientro. A denunciare la scomparsa è stata la moglie. Le ricerche si sono concentrate prima nella zona di Martignacco e Pasian di Prato e qui che era stato agganciato per l'ultima volta dal segnale del suo telefono cellulare. Questa mattina le squadre di soccorso hanno deciso di concentrare le ricerche nella zona del tagliamento a partire dal ponte tra Dignano e Spilimbergo. Sul posto i vigili del fuoco volontari di Codroipo, l'elicottero del nucleo volo di Bologna dei vigili del fuoco per dei sorvoli dall'alto e i carabinieri della stazione di Martignacco. Al via anche nella farmacia comunale di Feletto Umberto di Tavagnacco il servizio tamponi in un box esterno al punto vendita. A sorpresa a richiedere i test sono persone molto giovani. Visto l'alto numero di prenotazioni, l'amministrazione sta valutando di aumentare il numero di giornate dedicate ai tamponi. Attivato un nuovo centro tamponi all'esterno della farmacia comunale di Feletto Umberto a Tavagnacco. Io ringrazio l'amministratore della nostra farmacia comunale, le direttrici e tutto il personale per questo servizio che garantiscono alla nostra comunità. La gente si riempiono da appuntamento a appuntamento, quindi vuol dire che questo è un servizio che è molto richiesto, infatti stiamo valutando anche di ampliarlo nella nostra seconda sede della farmacia di Tavagnacco ed eventualmente aumentare il numero dei giorni. Siamo partiti sabato scorso con frequenza bisettimanale, per il momento il sabato e il mercoledì. Riteniamo un servizio molto importante perché le farmacie sono molto capillari su tutto il territorio, un auspicio che magari domani possano diventare anche dei centri per i vaccini. La richiesta viene da persone anche molto giovani, quindi deve essere un monito per tutti. Insomma, questa malattia è subdola, può colpire chiunque, stiamo attenti e vogliamoci bene. Ieri sono stati presentati i dati del centro di procreazione medicalmente assistita di Sacile, aperto alla fine del 2019. In un anno sono state eseguite 350 procedure, una al giorno di media. Tante le coppie giunte dalla città Sullivenza, da tutta Italia, con il sogno di avere un figlio. Nel futuro l'attività è destinata a crescere. Una procedura in media al giorno per la procreazione medicalmente assistita, sia omologa sia eterologa, e molti di queste riguardano coppie di fuori regione. Sono questi i numeri del centro di procreazione medicalmente assistita di Sacile che, spostata dall'ospedale di Pordenone, ha aperto i battenti a fine 2019. L'attività, che ha comunque conosciuto una battuta di arresto causa Covid, è stata presentata alla sala convegni dell'ospedale della città Sullivenza. Per il 2021 le procedure potrebbero quasi raddoppiare. Attualmente siamo a una media di circa 350 procedure
però quest'anno siamo partiti e siamo già a 80 procedure, dunque ne prevediamo circa 480-500 per la fine del 2021. Per quanto riguarda l'eterologa, in generale il 50% delle coppie arriva da tutta Italia, con picchi anche del 60-70%. Per quello che riguarda le procedure di eterologa, molta afferenza di coppie dal Veneto, dalla Lombardia, sì, un po' da tutto il nord Italia e spesso anche Basilicata, Sicilia, Calabria. Per il futuro il centro sarà potenziato e punterà sulla crioconservazione dei tessuti ovarici. Si tratta di consolidare bene questa attività, è un'attività importante, è un'attività che noi vorremmo anche configurare all'interno di una struttura complessa e poi vorremmo appostarci anche sulla crioconservazione dei tessuti ovarici. Il progetto udinese intitolato Plastic Art, la plastica per l'arte, ha vinto il premio internazionale per la sostenibilità ambientale indetto dalla rete dei centri culturali europei. L'ufficialità è stata data ieri in occasione della giornata mondiale del riciclo. A essere premiata dalla giuria popolare è stata Casaupa, realtà associativa che da 12 anni anima il Villaggio del Sole, quartiere periferico a nord di Udine. Il progetto friulano ha sbaragliato la concorrenza ed è stato l'unico italiano ad essere stato premiato tra oltre 40 proposte in gara nel settore ambientale. L'idea alla base proposta dai giovani artisti friulani era utilizzare materiale riciclato e laboplastico, ovvero la plastica ottenuta dalla macinazione del mais e utilizzata nella stampa 3D come materiale grezzo da cui creare prototipi e prodotti artistici di ecodesign. Grazie a questa vittoria Casaupa riceverà una sovvenzione di 3.000 euro, fondo che sarà utilizzato per migliorare la sede e gli spazi associativi dedicati al lavoro artistico e produttivo. Siamo in chiusura, ma subito dopo la pubblicità appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione e buona giornata.